Venerdì 9 dicembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. In primo piano la seguente notizia: tutti sugli sci, 230.000 passaggi in un giorno. Il Ponte dell'Immacolata aperto dalle code sulle strade in pista, primi dati confortanti per il turismo ovviamente della provincia di Belluno. L'obiettivo era raggiungere i dati pre-Covid, la risposta si avrà solo all'elaborazione completa dei dati, ma i primi numeri fanno ben sperare. 230.000 passaggi solo ieri, considerate complessivamente le aree di Araba, Civetta, Falcade e Cortina. Il calcolo di Marco Grigoletto, presidente regionale di ANEF Veneto, l'associazione di riferimento degli esercenti funiviari, che si dice soddisfatto. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 3 di Ciprian e di Bona. Foto di copertina, gli eventi, la moda in Ampezzo e la tradizionale corsa. Ecco appunto una serie di scatti tra fashion e Babbi Natale, festa a Cortina e Pedavena. Esperienze diverse ma condivise insieme a centinaia e migliaia di altre persone. Ieri nelle foto quick service, al mattino a Pedavena per la corsa del Babbo Natale, che possiamo vedere da questo scatto, 850 partecipanti, alla sera a Cortina per l'inaugurazione dell'evento Fashion Week che vediamo sulla foto appunto sopra. Lo studio Padova torna all'università preferita dai bellunesi, l'approfondimento di De Donà a pagina 5, l'appello il comune di Belluno pensi di più alle ciclabili. Ha ragione il consigliere comunale di maggioranza Francesco Lagrua, nel capoluogo la pista ciclabile di Via Feltre a Belluno è in condizioni pietose. Notizia anche che riguarda il mondo del lavoro. Costan in 112 a casa con un SMS. Messaggino dell'azienda comunica che i contratti non saranno rinnovati. Ex Costan 112 senza lavoro, l'ira dei sindacati per il mancato rinnovo degli interinali ai quali la notizia è stata data con un messaggino sul cellulare. Protestano la CGIL e CISL, dietro a queste persone ci sono storie e famiglie, gente che per ottenere il rinnovo si era sobbarcata mesi di turni di notte pensando che il merito valesse qualcosa. L'azienda ha considerato altre soluzioni che avevamo proposto. L'approfondimento di Fanta a pagina 10. Niente risarcimento per la caduta, troppo distratti. La bellezza delle Dolomiti non può giustificare la distrazione in passeggiata. A una coppia di Venezia è stato negato in via definitiva il risarcimento dei danni causati da una caduta mentre camminava a Canale d'Agordo durante una vacanza. Infatti la Cassazione ha bocciato il ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello che, come già il Tribunale di Belluno, aveva respinto la richiesta presentata al Comune, alla Provincia e a Veneto Strade. La circostanza di trovarsi in un contesto ameno non esime il pedone dal prestare adeguata attenzione all'assenza di ostacoli sul cammino. L'evento Giro Auronzo, Longarone e Val di Zoldo progettano l'accoglienza della Kermesse. Ovviamente si parla del Giro d'Italia in programma il prossimo anno e che ovviamente lo avete già sentito, lo è stato detto anche in diverse edizioni sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi, passerà più volte in provincia di Belluno. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso in primo piano una notizia che riguarda molti pensionati bellunesi. Questo è il titolo: pensioni con tagli alle rivalutazioni di 12.000 bellunesi. Il governo penalizza le persone che percepiscono oltre 2.100 euro lordi. Per 1 su 5 la perdita potrebbe essere tra i 30 e i 211 euro ogni mese. Tagliati gli aumenti delle pensioni a quasi 12.000 bellunesi, un pensionato su 5 non potrà contare sui ritocchi previsti dalle rivalutazioni, andando a perdere dai 30 ai 211 euro al mese. Gli adeguamenti decisi dal nuovo governo vanno a penalizzare quel ceto medio che ha lavorato oltre 40 anni per avere una pensione da 2.100 euro lordi, ovvero 1.600 euro netti. Sentirsi dire dalla Premier Meloni che chi ha una pensione di 1.600 euro al mese è ricco ci sembra un affronto, tornano i sindacati dei pensionati. Sono già pronte iniziative di protesta. L'approfondimento di Dalanese a pagina 15. E sempre dal governo, telelavoro e sgravi fiscali nel piani per la montagna. Come contrastare lo spopolamento attraverso la futura legge sulla montagna con telelavoro e sgravi fiscali alle aziende? Risponde Alessandro Panza, europarlamentare della Lega. L'approfondimento a pagina 16. L'indagine degli istituti Piepoli, medici stressati e poco motivati, il sistema è al collasso. Stressati e senza tempo libero, molti pensano di cambiare lavoro. La fotografia italiana rispecchia quel che accade anche in provincia di Belluno. E a proposito di Belluno, Capodanno,
festa in piazza con l'appoggio dei privati. Valle di Cadore, le campane tornano a suonare dopo 30 mesi. E la foto di copertina è simile a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Parliamo di Cortina d'Ampezzo, Regina in rosa fucsia, festa in piazza per il Cortina Weekend, e anche in questo caso al via il lungo ponte, pienone sulle piste e code lungo le strade bellunesi. L'approfondimento a pagina 17. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia, evasione, il record italiano. IVA non pagata, stretta UE, a Roma mancano 26 miliardi all'anno, è il dato peggiore. Gentiloni, la lotta al sommerso è una priorità. Tetto al contante a 10.000 euro. L'evasione dell'IVA nell'Unione Europea, vediamo questa tabella con questi grafici elaborati per il Corriere delle Alpi, calcolo sui paesi dove la mancata riscossione è più evidente. Possiamo vederlo in Italia, parliamo di 26,2 miliardi di euro, a differenza della Francia che ne ha 14, della Germania 11,1. La perdita totale nell'Unione Europea è di 93 miliardi di euro. In percentuali, in Romania è al 35,7%, a Malta al 24,1%, in Italia al 20,8%. Recupero atteso dalla fatturazione elettronica 11 miliardi di euro. Queste le dichiarazioni di Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia. I cittadini chiedono equità fiscale e un'azione forte per contrastare queste pratiche. Fatturazione elettronica e lotta all'evasione sono le grandi priorità di oggi. Meloni, non diano la colpa a noi, pensioni minime, no ai 600 euro, fisco, nuove norme per allargare le maglie, aliquota ridotta al 14% sui patrimoni e stop ai processi per chi rateizza. Altre notizie che troverete a pagina 3 del Corriere delle Alpi, riferite anche alla manovra che prossimamente sarà approvata. Parliamo manovra in cifre, le misure per le famiglie. 3,8 miliardi per la riduzione di IVA e oneri del sistema bollette gas, 2,5 miliardi per il bonus sociale per le bollette delle famiglie e 963 milioni per oneri di sistema bollette elettriche, 500 milioni per la carta risparmio alle famiglie, 178 milioni per il taglio dell'IVA sui beni della prima infanzia. E adesso si parla di migranti a pagina 4, gelo con Parigi, salta l'incontro bilaterale oggi in Spagna, Palazzo Chigi irritata con l'Eliseo, nessun invito a Parigi e la premier sbotta sempre con sto francese. La battaglia per i diritti in Iran, gli ayatollah non arretrano, una manifestante impiccato, l'Occidente è ipocrita. Moeshin Sekari, 23 anni, giustiziato per aver bloccato una strada a Teheran, giallo sulla sorte di Faimeh, secondo un tribunale non è stata condannata. Fatti che riguardano l'Ucraina, a pagina 6, scambio di prigionieri, libera la cestista Griner, era in carcere in Russia per droga, Stati Uniti costretti a scarcerare il trafficante d'armi russo Bout, resta in prigione l'americano Paul Whelan, deluso che Biden non abbia fatto di più per me. Il signore della guerra, il personaggio. Mosca ha fatto di tutto per liberare l'ex tenente che teneva la foto di Putin in cella e ha passato la vita a vendere armi a terroristi e dittatori, ed ecco un primo piano dell'ex tenente dell'Armata Rossa e vicino al GRU dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Viktor Bout, 59 anni, è diventato il trafficante d'armi più ricercato nel mondo. Fatti che riguardano la Regione Veneto, a pagina 8, doppia mamma sul documento dei figli, Treviso apre alla famiglia Arcobaleno, l'anagrafe del comune leghista gira il decreto Salvini che impone madre e padre nella tessera digitale stampando carte d'identità cartacee. E ancora viabilità in Veneto, Autobrenner, un piano per il territorio, in Veneto investimenti per 1,2 miliardi. L'amministratore delegato Cattoni annuncia i progetti che hanno ricevuto l'ok del Ministero e che di fatto preludono al rinnovo delle concessioni. Grande attenzione alla tecnologia, vogliamo connettere tutti i 314 chilometri della A22 ai veicoli che la percorrono. E sempre per quanto riguarda la viabilità in Veneto, pagina 10, CAV concessionario regionale fino al 2060, Salvini manda il progetto holding all'UE. Il ministro della Lega ascoltare i territori e poi snellire e velocizzare, il presidente della regione Veneto Zaia concretezza e attenzione al locale. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, economia, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi, tagli del governo sulle rivalutazioni, aumenti ridotti a 12.000 pensionati, penalizzato chi percepisce oltre 2.100 euro lordi, un bellunese su 5 perderà dai 30 ai 211 euro mensili. Tagliati gli aumenti delle pensioni a quasi 12.000 bellunesi, un pensionato su 5 quindi non potrà contare sui ritocchi previsti dalle rivalutazioni perdendo dai 30 ai 211 euro
al mese. È durato meno di 20 giorni l'entusiasmo dei pensionati bellunesi che avevano creduto che la rivalutazione delle loro indennità li avrebbe almeno in parte aiutati a traghettare questo momento difficile. Stabilito da un protocollo siglato dall'allora Premier Monti con i sindacati, il meccanismo che prevedeva 3 fasce di rivalutazione è stato unilateralmente modificato. Ora le fasce sono diventate 6 e le percentuali di adeguamento vanno a penalizzare quel ceto medio che ha lavorato oltre 40 anni per avere una pensione da 2.100 euro lordi, ovvero 1.600 euro netti. Sentirsi dire dalla Premier che chi ha una pensione di 1.600 euro al mese è ricco ci sembra un affronto, tuonano i segretari di SPI-CGIL e FNP CISL, rispettivamente Maria Rita Gentilini e Franco Marcuzzo. Come cambieranno le pensioni dei bellunesi? Ecco un grafico che rappresenta appunto le diverse fasce in provincia di Belluno superiori ai 2.100 euro lordi mensili, importo mensile lordo 1.000, importo mensile lordo dal 1 gennaio 1.075, importo previsto con il sistema precedente 1.075. E chi ha più di 2.100 euro di pensione al mese lorda in provincia di Belluno è rappresentata da 11.924 pensionati. Sotto invece i 2.100 euro lordi mensile sono ben 49.282 i bellunesi. In questo caso vediamo come cambierà l'importo mensile lordo. Per chi ha più ci sarà un aumento, per chi ci sarà un calo per chi ha meno, invece sotto la soglia dei 2.100 euro lordi mensile ci sarà un lieve aumento. La rabbia dei sindacati, il governo ci tiene per fare cassa mentre l'inflazione galloppa. L'approfondimento a pagina 15 del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 16, telelavoro e sgravi fiscali alle aziende. Il governo studia la legge per la montagna. Alessandro Panza è l'uomo che dovrà curare il testo per il ministro Calderoli. Azioni mirate contro lo spopolamento. L'intervista la troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Pagina 17, voglia di montagna, c'è il pienone sulle piste da sci, un inizio così è promettente. Migliaia di sciatori da Rabba a Falcade, da Alleghe a Cortina, sorride Sonia Menardi di Ista, un felice delirio, sospiro di sollievo per gli impiantisti, nemmeno nel 2019 così tanta gente. E a proposito di gente che viene a sciare in provincia di Belluno, traffico tutti in colonna fin dal mattino per raggiungere le Dolomiti, viabilità in tilt ieri in autostrada e lungo la Lemagna molti automobilisti sono usciti a Cadola andando a intasare le strade di Ponte nelle Alpi. Pagina 18, le bollette fuori controllo, comunità energetiche, la provincia ci crede, Palazzo Peloni partecipa a un progetto della regione con uno sportello di consulenza e incontri formativi. E ancora notizie di spalla, domenica senza auto in centro a Belluno con varie eccezioni. Tutto questo per fronteggiare l'inquinamento del capoluogo. E sempre da Belluno le iniziative di Natale, festa di Capodanno con l'aiuto dei privati, il comune al lavoro per il brindisi in piazza e vediamo anche in questo scatto la terra che è stata posizionata sopra la fontana di Piazza Martiri che rimarrà fissa fino a domenica prossima. Siamo a pagina 20, medici più stressati e pronti a lasciare, il sistema sanità rischia il collasso. Professionisti ormai allo stremo dopo l'emergenza Covid, Capelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno, senza una soluzione gli ospedali chiuderanno. Più stressati, malati, con un'attività che ormai ha invaso gran parte della loro vita tanto da non riuscire nemmeno ad andare in ferie e per questo sono in molti a desiderare di andarsene in pensione o di cambiare lavoro. È un quadro impietoso quello che emerge dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli per Fonceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, un quadro che il presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno, Stefano Capelli, giudica attinente alla realtà bellunese. I dati emersi dallo studio rappresentano anche la nostra realtà, sottolinea. Rossi si è deteriorato il rapporto con i pazienti, ci giudicano con Google il punto di vista del referente dello SNAMI. Vediamo in questo scatto appunto Gianluca Rossi. Volontariato, ceste natalizie solidali, il regalo della Cucchini, ancora ciclismo, girando nel nord-est, premiati 2 bellunesi. Continuiamo con pagina... Andiamo avanti perché c'è un inserto in questa edizione del Corriere delle Alpi, eccoci qui, siamo a pagina 21, Feltre, alberi illuminati, mostre, fiere e mercatini, la città si accende e prepara le festività. In Piazza Maggiore il grande abete donato da Seren del Grappa, il sindaco Fusaro, non sarà un Natale in tono minore.
L'Italia ricostruita con il legno regalato alla Coop Arcobaleno, i pezzi che raccontano tante storie diverse saranno esposti in mostra all'inaugurazione in programma sabato 17 dicembre al Cassonetto. Ancora dal Feltrino, Sovramonte, Osteria Prussiani, il comune accelera per i lavori alla cucina. Il progetto da 1.750.000 euro è fondamentale, renderà anche funzionale la reception e creerà parcheggi. Santa Giustina, giovani per l'estate, il comune premia i 33 volontari. Quarovas, casetta illuminata e prime letterine per Babbo Natale. E ancora l'anno di Piave, centralina in fumo alla stazione di Fener, Fonzaso acceso l'albero in piazza. Passiamo a pagina 23, ancora dal Feltrino, Cesio Maggiore, bonifica e sicurezza dell'anello natura, ecco altri 10.000 euro, siamo in Val di Canzoi, i fondi del parco non bastano, interviene il comune di Cesio, confermata la fiducia alla ditta di lavori boschivi Canal. Notizia di Spalle, San Gregoro nelle Alpi, doppia passeggiata con le guide del Mazzarol e ancora Lamon, oggi alle 15 in Duomo, i funerali di Mario Egidio Mario Faccen, che vediamo in questo scatto, persona dal carattere schietto e buono. Mario ai tempi della Naia era stato impegnato nei soccorsi nel disastro del Vajont. Borgo Valbelluna, pagina 24, più sostegno a 27 alunni disabili con i progetti per l'autonomia. Il comune ha ottenuto un finanziamento governativo per migliorare l'assistenza, i fondi assegnati ai comprensivi di Tirchiana e Mel e alla materna di Lentiai. Notizia di Spalle, Sedico Sospirolo, asili e medie programmati gli incontri con i genitori e ancora il limanese Basile e Argento nella sfida di spada a due mani. Sedico Longano celebra Santa Lucia, trippe in tavola da oggi. E ancora da Borgo Valbelluna, mercatino Trichiana per i bimbi del Kerala. Siamo a pagina 25, Ponte nelle Alpi, polo sportivo di Nuova Erto, il comune prepara interventi, finanziate migliorie al poligono, poi si faranno gli spogliatoi al Palamarese, i lavori al sottopasso permetteranno di adeguare anche il piazzale dello stadio. L'iniziativa che ci porta a Tambre, Gustambre, cibo e arte per sostenere l'asilo. Ancora da Ponte nelle Alpi, 40 anni di impresa, festa alla Techno Assistance. Siamo ad Agordo con pagina 26, la latteria di Vallata si consolida, lavorati 13.000 quintali di latte. Positiva la scelta del magazzino Rivamonte, ma il punto vendita resta a Toccol. Chissà lei, il sindaco di Agordo, il movimento zootecnico è vivace, tanti giovani scelgono questa strada. Rivamonte, comune senza capo tecnico, nuovi spirali dal contratto e ancora Zoppè, il dialetto di un tempo documentato da Livan, Val di Zoldo, navetta prorogata fino a tutto gennaio. Passiamo a pagina 27 con le notizie che riguardano Cortina. Una Cortina da tutto esaurito accoglie in rosa il Fashion Week. Sovilla e sindaco Lorenzi, partenza con il botto, pienone di turisti, piste aperte e ricco calendario di eventi, come si può vedere da questi scatti. Corso Italia, pieno di gente appunto per questo Fashion Weekend. C'è Madame con Diadora nel nuovo store di Largo Post, altra notizia che riguarda Cortina, l'evento ha visto partecipare la cantautrice ambassador del brand. E ancora Alaimo apre a Cortina con un pranzo da sogno e raccoglie 75.000 euro di beneficenza, 4 chef di fama con il re delle calandre per l'inaugurazione. Il nuovo ristorante al posto del Toulà non nasconde le sue ambizioni. Foto dell'evento di questo fine settimana e l'approfondimento di Paolo Cagnan. Siamo adesso a Valle San Martino, le campane sono tornate a suonare, era dal 4 maggio 2020 che Valle non le ascoltava, avrebbero potuto compromettere la stabilità della chiesa. Don Alessandro è una rinascita. DJ Leo gira quando la musica suona al servizio del prossimo, il suo cachet in beneficenza. L'artista cortinese ha partecipato al Charity Tour di Ageo in Africa e ha anche visitato la sede di Emma Children di Andrea Gris. Lorenzago, Natale comunitario, il tempo libero con gli anziani soli. Bella iniziativa della Proloco che invita coloro che possono a chiamare per avere il nome della persona a cui fare visita per la consegna di un dono. Dalla rubrica Cultura e Società, House of Us, ricordi e poesia di Rina Brooke e In nome della madre, in scena fino a domenica il diario intimo della regista teatrale tra video, abiti e biscotti come in una casa vera. La performance alla Casa dei Tre Oci, siamo a Venezia. Io e Lucio, il capo popolo, da lui ho imparato tutto, il suo canto libero resta la mia bandiera. Gianni Dallaglio è oggi a Casale con Bob Callero e Massimo Luca, una serata di musica, aneddoti e storie nel nome di Battisti. Dalla rubrica Giorno e Notte, l'amore per la montagna e scrittura nell'amicizia tra Buzzati e Mazzotti, domani alle 17 un convegno al Parco Gambrinus di San Polo di Piave, è l'evento conclusivo del premio Gambrinus dedicato allo scrittore trevigiano. Relatori saranno Esther Cason della Fondazione Angelini e Marco Perale.
Natale. E sempre a proposito di Buzzati, un reading teatrale dedicato a Dino Buzzati. La montagna nella città di Buzzati è questo il titolo dell'appuntamento organizzato da Oltre le Vette in occasione della Giornata Internazionale della Montagna e del Festival Letterario Leggere le Montagne, promosso dalla Convenzione delle Alpi. L'appuntamento è per domenica alle 17 nel Salone Nobile di Palazzo Fulci, siamo nel capoluogo. Sport bellunese, volley a 3 maschile, la Darold si riscatta, vince a Montecchio il terzo derby su 3 e vola al quinto posto. Tiratissimi i primi 2 set, vinti a 26, più agevole il terzo il tecnico Colussi, un successo che dovevamo a noi stessi. E sempre dal mondo della volley, Serie C femminile, ribaltone in casa HL, sollevato a Coach Viel che resta nello staff, la squadra a Nesello. Podismo in gara 850 Babbo Natale, Minella e Sangalli i più veloci, ha pagato la scelta di posticipare ieri l'evento, favorito da una bella giornata. Buoni acquisto alle elementari Berton, alle canossiane e alle medie di Pedavena, evento che si è svolto nel comune di Pedavena e, come potete vedere, ha coinvolto davvero tantissimi babbi Natale. Basket, prima divisione, Fonzaso sempre più capofila, battuto da Autorità Invaldo. Calcio a 5, Coppa Veneto D, alle 21:30, Sedico per passare il turno serve fare tanti gol al Mitici. Biathlon Coppa del Mondo, Vitozzi giornato un po' così, sbaglia 2 colpi e chiude al 18° posto, dopo un secondo, un terzo e un quarto posto. Nella sprint di Hochfilzen non brilla, vince la Hermann, la Sappadina scala al secondo posto nella classifica generale. Calcio Serie D, Dolomiti cresce, Toniolo ora bisogna essere meno frenetici. Hockey AHL, l'Afro in serata di grazia, l'Anterlan non ha scampo, 5-3 tra Cortina e Anterland, sempre hockey, IHL all'ennesimo tracollo contro il Val di Fiemme, non basta il ritorno al De Toni, 0-6 il risultato finale. Calcio eccellenza, rimane a Cavarzano un altro stop, l'Arcella vince e lo sorpassa. Troppa paura, errori collettivi e ingenuità, rosso a Paier costano caro. Partelli, stringiamo i denti fino alla sosta, poi proveremo a risistemarci. Terza categoria, Coppa Dolomiti e Coppa Padova, Fortogna e Comelico piazzano il tris, cade la Lamonese. E a proposito di mondiali, l'alunno e il professore, stasera Olanda-Argentina e anche un duello tra i CT, mondiale più giovane e quello più esperto, nessuno dei due doveva essere in Qatar, Scaloni era un traghettatore e Van Gaal in pensione. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni, probabilità di indiscreto aumento dal pomeriggio, da nulla o molto bassa nella prima metà della giornata ad alta in serata, con limite delle nevicate in abbassamento fino ad 800-1100 metri sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.